Una buona domenica e ovviamente un cordiale buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telefriuli. Apriamo subito con la cronaca, incidente mortale ieri notte a Osopo, a perdere la vita un 21enne che dopo aver perso il controllo della sua macchina si è scontrato contro un albero. Per lui purtroppo non c'era più nulla da fare. Un 21enne, Luca Mercanti, ha perso la vita ieri notte in un incidente stradale avvenuto alle 3:30 a Osopo, in Viale Volontari della Libertà. Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri del radiomobile di Tolmezzo, intervenuti per rilievi e viabilità, il giovane residente a Osopo ha perso il controllo della sua Opel Corsa e dopo aver invaso la corsia di marcia opposta si è schiantato con un albero. Dopo l'allarme lanciato da una guardia giurata di passaggio con una telefonata al 912, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto in codice rosso l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso atterrato nella piazzola di Osopo. Per l'automobilista, nonostante tutti i tentativi di rianimazione del personale sanitario, non c'era più nulla da fare, è morto a causa delle gravissime lesioni riportate nel sinistro. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo. Guida in stato di ebbrezza, 12 patenti ritirate, 120 punti della patente decurtati. Questo è il bilancio della nottata di controlli avvenuta in Viale Palmanova a Udine dalla Polizia Stradale in collaborazione con le volanti della Questura di Udine. Sono stati inoltre sottoposti a controlli con drogometro 2 conducenti, poi risultati positivi alla presenza di sostanze stupefacenti nel liquido salivare. La marijuana, 446 grammi complessivi, era nascosta un po' dappertutto, nel guardaroba, in camera da letto e pure in salotto. In un'altra stanza poi c'erano 3 piante giunte a maturazione che erano pronte ormai per il raccolto. E la scena che si è presentata ai carabinieri del Norm di Tolmezzo quando giovedì mattina hanno perquisito l'abitazione di un uomo di 55 anni residente a Pradamano, poi arrestato in flagranza per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio. I militari dell'arma erano giunti al 45enne grazie al ritrovamento di 50 grammi di marijuana che lui avrebbe ceduto a terzi per alcuni mesi per 300 euro. L'arresto è stato convalidato ieri dalla GIP di Udine, Emanuele Lazzaro, che ha disposto per il 45enne la misura cautelare degli arresti domiciliari. 72esima giornata del ringraziamento per i doni della terra promossa dalla Coldiretti di Udine. Chi si dimentica di ringraziare, ha detto l'arcivescovo Mazzoccato, è portato a considerare la natura non come un dono ricevuto ma come proprietà di uno sguardo, con uno sguardo di cupidigia che genera le ingiustizie economiche e pure sociali. Chi si dimentica di ringraziare è quasi inevitabile che sia portato a considerare la natura non come dono ricevuto, ma come proprietà di cui impossessarsi, con uno sguardo di cupidigia che genera le ingiustizie economiche e sociali di cui siamo ancora testimoni. Sono le parole dell'arcivescovo di Udine, Andrea Bruno Mazzoccato, in occasione della 72esima giornata provinciale del ringraziamento agricolo, celebrata ieri sera nel Duomo del capoluogo friulano. Un evento, questo, di antiche origini, riscoperto nel 1951 da Coldiretti e inserito nel calendario liturgico nazionale dal 1974. Decine e mezzi agricoli giunti in piazza e benedetti dopo la liturgia, accompagnata dai cori di Pradamano e Carlino. Alla funzione erano presenti il presidente di Coldiretti Udine, Gino Vendrame, il direttore FVG di Coldiretti, Cesare Magalini, l'assessore regionale Stefano Zanier, il presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin, il sindaco di Udine Piero Fontanini e diversi amministratori locali. E la celebrazione del ringraziamento è stata anche l'occasione per fare un bilancio dell'attività agricola dell'ultimo anno, ovviamente tra pandemia ma soprattutto con i problemi legati alla siccità. È un bilancio veramente difficile, abbiamo avuto siccità, calamità naturali, la guerra che si è messa di mezzo che ha creato anche l'innalzamento dei prezzi dei concimi, dei fertilizzanti, dei combustibili, però tutto sommato ci siamo difesi bene, il Friuli Venezia Giulia si è difeso molto bene. La presenza dei giovani in agricoltura ha registrato dei segnali positivi, sia a livello nazionale ma poi per quello che ci concerne a livello regionale è un dato che viene confermato. Noi appunto in regione abbiamo circa 800 aziende agricole condotte da under 35, incidendo su quello che è il numero complessivo di aziende quasi su un 6%. Ci sono alcuni settori positivi, altri molto meno, però come sempre il mondo agricolo sa che un'annata non è quella che determina l'andamento complessivo e siamo tutti fiduciosi che la prossima sia migliore di quella che abbiamo appena concluso.
È stato presentato a Udine, a Casa Cavazzini, il nuovo calendario dell'Associazione Friulana Oncologia Pediatrica Luca, il tema scelto per illustrare il 2023, l'arte. Per questo il calendario è intitolato Nascondino a regola d'arte, un gioco di immagini e di scatti dove i piccoli si sono immedesimati nelle opere d'arte con vivacità e pure tanta simpatia. Il nuovo calendario dell'associazione che ogni anno facciamo per sostenere le iniziative della stessa associazione e ci serve per pubblicizzare le nostre attività, per farci conoscere e per sostenerci economicamente in modo da poter aiutare le famiglie che assistiamo nel loro periodo di malattia dei figli. L'associazione appunto si spinge a sostenere le famiglie che hanno i bambini con una malattia oncologica per sostenere sia loro che le strutture sanitarie dove sono curati, e quindi niente, anche quest'anno ci siamo spinti con un progetto innovativo, con una soluzione che non abbiamo vista da altre parti, e appunto dovete trovare i bambini in mezzo alle opere d'arte. Veniamo allo sport, il calcio, l'Udinese perde a Napoli nell'anticipo di campionato, ma nel finale i partenopei tremano, avanti 3 reti, la squadra di Spalletti si fa rimontare di 2 gol e i bianconeri nel finale sfiorano il colpaccio. Sentiamo allora le dichiarazioni a fine partita di mister Andrea Sottil. Venire a giocare qui non è semplice, davanti avevamo la prima in classifica, meritatamente, gioca un calcio molto bello, ma lo sapevamo. Però secondo me noi abbiamo possibilità di andare avanti con delle occasioni nette, costruite bene, e poi il rammarico è che il Napoli, se ti deve far gol, ti deve far gol secondo me in un'altra maniera, quindi secondo me il primo gol troppo facile, mi ha fatto saltare Osimhen con una palla che non era molto tesa, no? molto veloce, era abbastanza leggibile, e la preventiva che l'avevamo fatta bene, poi lasciamo uscire Osimhen col colpo di tacco e vanno dall'altra parte. Poi la grande qualità del Napoli si è vista anche oggi, peccato perché poi possiamo secondo me riaprire subito la partita. Una grande occasione di Zibue davanti alla porta, clamorosa, e invece la sbagliamo, loro in contropiede fanno il terzo, e poi un'altra grande prova di maturità e di mentalità, soprattutto di non volerla perdere, 3-2, poi non è semplice andare a pareggiare, però voglio dire, dispiace perché portiamo a casa 0 punti, però secondo me abbiamo fatto una buona partita. Basket, rimonta e successo ai danni del Nardò da parte della Web Gestecco. Le aquile gialloblu litigano a tratti con il canestro, ma alla fine vincono per 63-60. Rimonta il successo finale per la Web Gestecco. Ieri sera a Cividale sono arrivati 2 punti molto importanti per la squadra di coach Pillastrini, dopo un match molto nervoso e sofferto in cui Nardò ha dato l'impressione, con una difesa molto aggressiva e molta determinazione, di poter sfruttare un momento in cui le aquile gialloblu hanno litigato per lunghi tratti col canestro. Finisce 63-60 con i padroni di casa che riescono a neutralizzare l'ultimo decisivo possesso dei pugliesi con una spettacolare difesa, per chiudere poi con 2 liberi di Adrian Chiera. Grande festa a fine partita al Pala Gestecco ed enorme soddisfazione da parte di coach Pillastrini e del presidente Davide Mikalic. Abbiamo finalmente nel secondo tempo messo un agonismo speciale. Oggi veramente le percentuali di tiro non ci assistevano, sbagliavamo tutti i tiri che facevamo, però a un certo punto abbiamo rimediato, abbiamo girato la partita con i rimbalzi d'attacco, con i recuperi difensivi, col cuore, col temperamento. È la nostra caratteristica, è quello che fa innamorare il pubblico, dobbiamo cavalcarla, poi se facciamo qualche canestro in più è meglio. Però oggi non facciamo mai canestro, quelle giornate difficilissime dove sembra tutto storto, sembra che i dei del basket abbiano deciso di voltarci le spalle, sembra, poi esce il cuore infinito di questi ragazzi, il cuore infinito di questo allenatore, di questo staff, il pubblico che dice non si passa qua e vinciamo così. La musica sarà una stagione ricca di appuntamenti, quella della FVG Orchestra, da poco diventata ICO, istituzione concertistico-orchestrale riconosciuta dal Ministero della Cultura. Dopo le tappe estere sarà possibile ascoltare l'orchestra a Tolmezzo, Palmanova e pure a Gorizia. Ci svela il programma il direttore artistico Claudio Mansutti.
La FVG Orchestra entra a far parte delle istituzioni concertistiche orchestrali riconosciute dal Ministero della Cultura. Sono già numerosi gli impegni internazionali dell'orchestra per i prossimi mesi. Un riconoscimento veramente storico e direi quasi inaspettato, e per una stagione adesso che ormai si va a concludere fino a dicembre la nostra attività con tanti appuntamenti importanti, tra cui 2 trasferte veramente clamorose, nel senso che andiamo a Novi Sad, che quest'anno è la città capitale della cultura europea, e poi andiamo a Praga, che è una città della musica dai tempi di Mozart e anche prima, quindi ci accoglie tra l'altro nell'auditorium del Conservatorio di Praga. Ma poi abbiamo tutta una serie di appuntamenti, saremo a Gorizia, Tolmezzo, Pordenone, Trieste, Udine, i concerti di Capodanno, i concerti di Natale, veramente un'attività distribuita su tutto il territorio regionale come è da funzione della FVG Orchestra. Importante riconoscimento quindi, grazie per l'attenzione, era la nostra ultima notizia, buon pranzo a tutti, ci rivediamo alle 19 con l'informazione di Telefriuli.